Manca sempre meno all'arrivo della fiamma olimpica nella provincia di Padova e l'emozione è palpabile. 2 le soste in programma nel territorio la settimana prossima, martedì 20 gennaio e mercoledì 21, per un totale di 5 comuni, con un itinerario complessivo di 14 km e mezzo. Sono 73 i tedofori che avranno il privilegio di portare martedì la fiamma lungo le strade di Monselice, Este e Abano Terme, e Cittadella e Padova il giorno seguente. Monselice è la prima città che riceve quando la fiamma arriverà nel Padovano, siamo molto orgogliosi anche di questo e abbiamo lavorato tanto appunto per questa organizzazione. Ringrazio l'assessore allo sport Gianmarco Roveroni che è stato dedicato insieme a tutti gli uffici, e Gelindo Bordin sarà uno dei nostri tedofori, i nostri 13 tedofori. Avremo anche questo ulteriore valore aggiunto perché vincitore della medaglia d'oro alla maratona di Seul dell'88, quindi padovano, e pertanto sicuramente una bellissima occasione anche questa. Vi aspetto sul percorso. Una curiosità, un'emozione, un entusiasmo molto forti, io dalla comunità percepisco questo, ne sono molto felice e martedì per noi sarà un piccolo momento di festa, ma non solo, anche un momento di riflessione naturalmente per i valori universali delle Olimpiadi e anche un'opportunità per la nostra bella città, di essere così, di sentirsi internazionale. La staffetta della città di Padova partirà verso le 18 da Corso Milano per concludersi con l'ultimo tedoforo che in Prato della Valle verso le 19:30 accenderà il tripode. È un grande evento per cui tutti quanto il Veneto ne avrà risultanza mondiale sotto l'aspetto di visibilità, penso che tutti dobbiamo essere orgogliosi di questo. Sarà una grande festa anche per Padova, arriverà a circa 19:30 in convoglio Prato della Valle, sono tutti invitati, per cui tutti quelli che vogliono venire verranno, tutti i campioni del passato e gli attuali. Il Veneto c'è, è pronto e le aspettative sono altissime. Aspettiamo grandi risultati da queste Olimpiadi sia dal punto di vista organizzativo, e il Veneto mi piace ricordare che è anche più avanti della Lombardia, siamo a posto da tutti i punti di vista, aspettiamo grandi risultati agonistici, le medaglie tra virgolette che arriveranno dai nostri grandi atleti campioni, e aspettiamo come legacy, brutta parola, ma come eredità dalle Olimpiadi per quanto riguarda noi dello sport di base, del CONI del territorio. Aspettiamo che queste Olimpiadi abbiano una ricaduta positiva sulla pratica sportiva dei giovani